È la 21esima edizione del trofeo ristorante La Colombera. Orfeo Antonello ancora alla guida dell'organizzazione. Ormai stiamo per prendere il via con questa edizione. Novità e quali sensazioni prima che s'abbassi la bandierina? Diciamo che è la 21esima edizione del ristorante La Colombera, per cui siamo fortunati di avere sempre un buon gruppo di partecipanti. Non è stato facile organizzare questa giornata sia per la sicurezza sia per quanto riguarda anche i partecipanti, ma con il contributo del Comitato Regionale Veneto e quant'altro siamo riusciti a mettere in piedi un buon nutrito di ragazzi, saranno un 150 partenti, insomma, ecco. Quali novità ci sono? Ma diciamo che la novità è il percorso, che è il secondo anno che lo facciamo. Le società sono contente di partecipare a questo evento, individuano nel nostro percorso un percorso di preparazione e anche di qualità e di conseguenza noi siamo contenti di questa partecipazione e vorremmo già predisporre che ci saremo anche il prossimo anno. A dare il benvenuto, l'abbiamo sentito ai nostri microfoni, alla carovana degli juniores, il presidentissimo della Postumia 73 Dino Liviero, Orfeo Antonello. Una manifestazione, questa andata in scena con partenza e arrivo ad Altivole, classica per la categoria juniores, che ha sempre premiato e selezionato atleti decisamente promettenti. Ben 156 gli atleti che si sono schierati ai nastri di partenza dell'edizione 2025 del trofeo ristorante alla Colombera, che quest'anno assegnava anche il Gran Premio VR Arredamenti e il trofeo Mardegan Legno. 101 i chilometri in programma, disegnati inizialmente sul circuito pianeggiante di Altivole, poi ci si sposterà sulle colline asolane per andare ad affrontare un anello piuttosto ondulato da ripetere per 4 volte e quindi si affronterà la Forcella Mostacin per ritornare verso Altivole. Nelle battute iniziali di gara a prendere il largo è una coppia composta da Kevin Ravaioli della Gottardo Giochi Caneva e insieme con lui l'inconfondibile maglia della Postumia 73 Dino Liviero di Giovanni Bernardelle. Questi due atleti riescono a guadagnare un vantaggio di 1 minuto e 15 secondi sul gruppo e proseguono di comune accordo. Generosa la loro azione, che permette di animare anche la prima fase di corsa e soprattutto consente a questi due atleti di mettersi in luce e mostrare le proprie casacche. Il gruppo lascia fare, ci sono davanti ancora tanti chilometri, ma il passo di Ravaioli e Bernardele è già buono. Un'andatura sempre sostenuta, quella che mantengono i due battistrada, e con questa situazione che si cristallizza nella fase iniziale di corsa noi andiamo ad ascoltare il messaggio di benvenuto da parte degli amministratori locali di Altivole. Torino Zilio è sindaco di Altivole. Oggi si rinnova la tradizione in questa comunità. Qual è il valore aggiunto? È un piacere per noi ospitare questo importante evento, che so che è anche molto atteso dai ciclisti di questa categoria. Che dire, fiduciosi, vinca il migliore e buona gara a tutti quanti. Grazie. È una manifestazione che coinvolge la comunità, questa? Abbastanza, sì, vediamo da anni, ormai sono più di 20 anni, mi pare di capire, che viene organizzato questo evento. Vediamo che c'è sempre tanta presenza di persone sulle strade, quindi c'è interesse e quindi bene. Marco Argenti è assessore allo sport e quindi il suo referato è strettamente legato a questa giornata. È un momento atteso? Certamente, perché qualsiasi manifestazione sportiva nel nostro comune richiama persone, soprattutto della nostra comunità, ma anche da fuori, perché ovviamente ci sono sempre il coinvolgimento di società sportive di comuni limitrofi e anche città, e quindi far arrivare persone che hanno l'opportunità di visitare il nostro territorio anche magari dopo la manifestazione sportiva è sempre un piacere per noi.
Ed è certamente un territorio ricchissimo di bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche, quello di Altivole e ancor di più quello delle colline asolane. Non è un caso che su queste strade nel corso della stagione si organizzino tante manifestazioni ciclistiche riservate a tutte le categorie. Intanto con le nostre immagini abbiamo superato il chilometro 50, quindi il cartello di metà percorso. La situazione rimane pressoché invariata, con Ravaioli e Bernardele che rimangono al comando, ma sono sufficienti le prime rampe di giornata per far sì che il gruppo si avvicini a vista d'occhio ai due fuggitivi della prima ora. Generosa l'azione di Kevin Ravaioli e Giovanni Bernardele, ma le energie spese in pianura iniziano a presentare il conto non appena la strada sale. È così che di lì a poco il plotone torna compatto e va così ad affrontare insieme la seconda parte di gara, quella che presenta anche le principali asperità altimetriche. Una manifestazione questa messa in cantiere ottimamente anche quest'anno dalla Postumia 73 Dino Oliviero, che ha il compito di far sì che gli atleti che hanno doti da scalatori e passisti scalatori possano mettersi in luce e a prendere in mano la situazione. A questo punto l'abbiamo visto con il dorsale 75 Martin Gris, bellunese dell'Industrial Forniture Moro CG Capital, che si è già messo in luce in questo avvio di stagione, soprattutto all'interno del treno che lanciava le volate di Jacopo Vendramin. Minimo il vantaggio di Martin Gris su un gruppo molto allungato alle sue spalle. Il primo a riportarsi sulla scia del battistrada è Matteo Mengarelli, portacolori del team Fratelli Giorgi, classe 2007, già a segno in questo 2025 sul traguardo di Cerbaia di Lamporecchio, ed era la prima corsa della stagione, il Gran Premio Giuliano Baronti. Per lui poi un secondo posto a Terracina e un terzo a Piedimulera in provincia di Verbania. Non appena la strada sale, insomma, Matteo Mengarelli sa dare il meglio di sé e fa così anche al trofeo ristorante alla Colombera. Siamo già sulle rampe della Forcella Mostaccin e vedete che proprio Matteo Mengarelli a prendere in mano la situazione sulla sua ruota tenta di resistere Martin Gris, ma il passo di Matteo Mengarelli riuscirà a fare la differenza. Il portacolori del team Fratelli Giorgi è arrivato ad Altivole con tutto il proprio team per andare alla ricerca di un altro importante successo di questo 2025 che ha già regalato grandi soddisfazioni alla formazione del patron Giorgi. Rimane da solo al comando, come avevamo anticipato, Matteo Mengarelli, sale del proprio passo seduto sulla sella, per lui un rapporto piuttosto impegnativo, mentre alle sue spalle a suonare la carica il suo compagno di squadra Giacomo Rosato, lui che conosce a menadito queste strade perché appunto è originario di Asolo, è lì a poche centinaia di metri da Matteo Mengarelli. Resiste comunque solo al comando Matteo Mengarelli, che si avvicina allo scollinamento, è lui a transitare in solitaria sul Gran Premio della Montagna. A pochi secondi di distanza troviamo una coppia composta da Giacomo Rosato del team Fratelli Giorgi e Davide Frigo del team Tiepolo Udine. In discesa però Giacomo Rosato viene tradito dall'asfalto, finisce fuori strada e quindi l'unico a riportarsi su Matteo Mengarelli è Davide Frigo del team Tiepolo Udine. E quando torniamo in pianura, nel tratto che riporta verso Altivole, la coppia Mengarelli e Frigo viaggia con 20 secondi di vantaggio su Alessio Magagnotti dell'Autozai Contri e Patrick Pezzorosola della Petruccia Sali Steffen. Ormai però i due battistrada sono irraggiungibili per tutti, telecamere fisse per noi sul rettifilo d'arrivo di Altivole, con Mengarelli che prende in mano la situazione e va a conquistare il trofeo alla Colombera, valido anche per il Gran Premio Viera Arredamenti e per il trofeo Mardegan Legno, con una volata senza storia. Seconda affermazione stagionale dunque per Matteo Mengarelli davanti a un bravissimo Davide Frigo del team Tiepolo Udine. A 18 secondi Alessio Magagnotti regola Patrick Pezzorosola, andando così ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Quinta piazza per Martin Gris dell'Industria Forniture Moro CG Capital, quindi seguono Pietro Solavaggione, Mattia Fracasso, Melsan Idrizi, Marco Pierotto e Riccardo Colombo. Sapevo che sarei stato in difficoltà se arrivavo sulla salita a gruppo compatto, allora a fine del quarto giro sono andato via sull'ultimo strappetto prima della discesa
con un altro atleta, siamo rimasti in 2 fino all'inizio del Mostacin, poi l'ho staccato, sono rientrati Rosato e Frigo, e Rosato è caduto in discesa, allora poi me la sono giocata in volata, è andata bene. C'è qualcuno in particolare a cui dedichi questa vittoria? Sicuramente la dedico a tutto il team Fratelli Giorgi, DS Leone Malaga, al presidente Carlo Giorgi, al mio procuratore Massimiliano Mori e il preparatore Tommaso Gatti.